Il semaforo rosso scatta all'alba sul ponte degli Alpini di Bassano. L'acqua del Brenta passa improvvisamente da uno stato di secca a una piena significativa, facendo scorrere sotto i piloni ben 400 metri cubi al secondo. Una quantità d'acqua importante che fa immediatamente scattare l'allarme. Quello che è un po' fuori dal normale è il fatto che c'è stata una crescita così importante in così poco tempo. In poche parole è cresciuto più o meno della metà della grande piena di autunno, però in pochissime ore. Ma di fatto in 5 ore il Brenta è cresciuto di quasi 2,5 metri. Il cantiere del Ponte Vecchio si trova quindi in improvvisa difficoltà, anche se l'evento rientra nel novero delle possibilità di una situazione che vede gli operai lavorare di fatto sotto il normale livello del fiume, nell'alveo. È una procedura codificata che ovviamente è tutta orientata alla sicurezza, prima di tutto delle persone, ed è il cantiere, perché nel cantiere ci devono lavorare delle persone, quindi sono preallertate da ieri, hanno spostato tutto il materiale perché si sapeva che ci sarebbe stata la piena e hanno portato quindi tutto fuori. E noi abbiamo un livello dove una volta raggiunto scatta in automatico l'allarme, che sono 300 metri cubi, oltre il quale bisogna chiudere il ponte. Il miglioramento della situazione meteorologica dalla tarda mattinata ha fatto scendere il livello del fiume, seppur lentamente, rendendo gestibile l'emergenza senza ulteriori patemi, mentre l'intera protezione civile pedemontana era al lavoro o in stato di allerta. Questa non si può certamente definire una brentana evento di portata catastrofica, ma l'improvvisa piena mostra come la variabilità della portata dei corsi d'acqua sia sempre più un elemento da valutare con attenzione.